Consigliere Alfano, lei ha fatto una proposta di utilizzare la Fondazione Pirandello per Agrigento Capitale 2025 in un momento in cui anche i revisori dei conti hanno detto no al nuovo statuto. È l'unica proposta secondo me accettabile, tale che possiamo per poter andare avanti in questa situazione. Sono passati già diversi mesi da quando è stata proclamata la città capitale della cultura del 2025, capirete bene che non possiamo restare fermi, dobbiamo mettersi in movimento, dobbiamo muoverci e siccome noi altri non dormiamo, né il Consiglio Comunale dorme né io dormo, quindi questo tipo di proposta potrebbe anche essere produttiva di un immediato atteggiamento di movimento per vedere e per portare avanti tutto il programma che c'è scritto nel dossier per cui è stata accettata questa nomina. E allora che cosa si fa? Aspettiamo ancora altri 2 mesi per poter avere uno statuto? Allora muoviamoci, abbiamo qualcosa che è stata consolidata dal tempo, già pronta, perché non usufruirne? Quali sono i motivi per cui non usufruirne? Se ci sono altre alternative che ben vengano, ma che ce lo dicano. Non possiamo stare fermi, ormai dobbiamo per forza di cose andare avanti. Oggi si presenta un'occasione con questa giornata, con il lancio della bandiera italiana tramite i carabinieri paracadutisti che abbiamo accolto qui nel Tempio della Concordia. Vogliamo essere concordi? Vogliamo essere solidari? Perfetto. Allora cerchiamo di andare avanti, coinvolgendo i sindaci dei comuni che hanno aderito, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo le università, i teatri, tutte quelle manifestazioni culturali o ambientaliste che possono agevolare. Tutte queste cose sono previste nello statuto della Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi. E allora perché non farle? A meno che ci siano delle altre alternative, o a meno che l'amministrazione voglia aspettare altro paio di mesi tra rielaborazione, inviare il revisore dei conti e poi portarla in Consiglio Comunale. È un quesito che io pongo, un interrogativo che mi pongo a me stesso, e siccome a me interessa che Agrigento faccia una bella figura, che la provincia di Agrigento faccia una bella figura e che sia ad esempio agli altri, perché non muoverci subito in questa direzione?